Più 1,75, che è molto alto, non alto quanto credevi te. Anche perché tra i tanti commenti, ce l'avevo nella scaletta, poi non te li ho letti tutti, ma c'era anche chi ti ritiene un bel contenitore dentro il quale c'è poco. Qualcuno ha scritto su Twitter: saresti più adatto per il Grande Fratello che non per la politica. Come rispondi a questo tipo di critica? Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole, per l'amor di Dio. Io consiglio magari di partecipare a degli incontri dove siamo presenti noi, deputati, stiamo sempre in giro nelle piazze dove sono presente io, di farci due chiacchiere, così uno avrà più elementi per valutare se sono uno buono per il Grande Fratello e basta, oppure se sono una persona capace. Ti leggo la valutazione dell'Osservatorio Rez. Reputometro molto buono. L'identità digitale di Alessandro Di Battista è giovane ma molto solida, caratterizzata da grandissimi volumi e interazione. Di Battista è sicuramente un ottimo comunicatore, apprezzato sul web per la sua schiettezza, la sua faccia pulita e la capacità di emozionare. Chi lo ama lo vorrebbe premier. Al contrario, i detrattori lo accusano di esibizionismo e in questo lo paragonano a Renzi. Nulla da aggiungere. Premier lo faresti in un mondo ideale? Saresti pronto? Io ho detto dalla Bignardi, e lo ribadisco, che se è ministro della salute la Lorenzin, tutti possono diventare ministri della salute. Io credo dobbiamo anche, questo non significa, per carità, perché non è che se lo fa la Lorenzin lo possono fare tutti, nel senso, intendo dire che noi dobbiamo anche staccarci da quell'idea che solamente cervelli incredibili possano diventare parlamentari, senatori, sottosegretari, ministri o presidente del Consiglio. La politica è un mestiere come un altro, come cantava. La politica serve tanta onestà, molta pazienza, determinazione e voglia di studiare. Però in un anno, se ci fai caso, non si parla più rispetto al 5 Stelle di inesperienza. Oggi ci accusano di fascismo, sessismo, squadrismo, anarchia, alcuni pure siamo bolscevichi, però tutte cose contraddittorie, però non più che siamo inesperti. E questo, se ci pensi, siamo entrati l'anno scorso. Cioè davvero sì, l'altro ieri. Poco più di un anno è passato. Ecco, io credo che il Presidente del Consiglio ci siano dei miei colleghi all'interno del Parlamento molto ma molto più capaci di me. Fammi un nome. Io credo che uno come Riccardo Nuti, che magari non esce mediaticamente, sia una persona eccellente. Ha un coraggio incredibile da leone Riccardo Nuti, è quello che ha denunciato le amicizie strane di Davide Faraone del PD, e ha avuto il coraggio di farlo in aula. Sì, non era facile. Non è facile. La puntata è finita, altrimenti i regia mi ammazzano, però te la devo chiedere questa cosa. Ho letto da più parti, forse me l'ha detta anche qualche tuo collega, che Beppe Grillo avrebbe detto che tu sei un po' il suo erede. È una sciocchezza, ho capito male, un po' di verità c'è. Beppe mi dice che ci so fare come lui sul palco, questo me lo dice, che sono bravo, che sul palco ho i tempi giusti, ma non sei il mio erede nel senso... Cioè Beppe fa battute, poi forse tu lo conosci, certamente mi ha fatto dei complimenti sul fatto che io, assieme a tanti altri colleghi, sono una persona coerente, che ci so fare un po' sul palco, che non ho paura di dire la verità, cosa che non ha, esattamente come Beppe Grillo, che già nell'86 disse che i socialisti rubavano, tutti l'hanno accusato, invece aveva ragione lui. Aveva abbastanza ragione. Alessandro Di Battista, grazie della chiacchierata. Grazie a te. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.